Ciao, sono appena tornata. Ero in paese, nella parte superiore di via Gennargentu, per capirci, dove una volta abitava zia Marietta Mata e dove adesso c'è la casa di zia Torino Deiana. Diciamo che ho ricostruito tutto quel bel vicinato e con il mio racconto cercherò di farvi immergere in una pagina di storia che adesso non c'è più. Se siete curiosi, allora io bene, vi racconto. In realtà non è stata un'impresa delle più semplici, ci ho lavorato tutta la sera. Questa mattina sono andata a realizzare delle riprese per cercare di far capire a chi non è ferrato, chi non conosce bene il posto, o per mostrarlo, così come appare oggi, a chi lo conosce bene. E ho cercato anche di realizzare una mappa, quindi cercherò di alternare il mio racconto con la mappa e con le immagini di oggi. In pratica, in tutto quello spiazzo occupato oggi dalla proprietà di zia Torino Deiana e dalla moglie, dai figli, c'era un intero vicinato che non esiste più, è stato completamente abbattuto. A questo vicinato si poteva accedere da quella via, la via Gennargentu, e da un'altra via che è praticamente Vicumberto. Bisogna percorrere la strada del bar di Ivo, costeggiare la casa di Bruno Deiana e poi lì c'era una stradina, un vicoletto, un urbido, meglio detto, che faceva raggiungere queste altre case. Ora guardate un po'. Partiamo da Geneida, le varie vie, via San Giovanni, poi questa via Frantonio Maria, via Garibaldi, via Satta e questa che va dritta è via Lanusei. Poi incontriamo la casa dove c'è il Banco di Sardegna di Lillo e Maria Paola, la prima casa è la loro, poi proseguendo in questa stradina che è via Gennargentu c'era la casa di Zio Grobedda, si vede bene la finestra verde. Quella casa fa angolo e prosegue anche nella salittina. Questa era Sommo de Zio Grobedda e anche questa piccolina che c'è qui. Questa qua su era la casa di zia Maria, di zia Delfina De Sì, e questa di fronte di zia Maria. Poi questa strada prosegue e raggiunge la parte alta di Cucureddu, mentre tutta questa parte che adesso è costruita, questo è il cortile di zia Torino e questa è costruita, qui in questa zona c'era la casa di zia Marietta Matta e di zio Guglielmo Di Martino. Io l'ho disegnato a mano libera ma in maniera molto sproporzionata perché questa è la casa di Maria Paola, poi c'è quella di Zio Grobedda che fa angolo, dopodiché anche questa era una casetta sua, infatti c'è ancora il presepe in questi gradinetti che si trovano nella viuzza che va verso Cucuredu, e poi la casa di zia Delfina. Di fronte alla casa di Zio Grobedda c'era la casa di zia Maria, la nonna di Gianna Boi, e poi in questo spazio, che adesso è tutto aperto, c'era la casa di zia Marietta Matta, una stalla che era sempre di zia Marietta Matta, dove adesso zio Torino ha il cortile. Poi c'era la casa di zia Rita, zia Rita Deiana, la nonna di Rita Deiana di Ignazio, la mamma di zia Sofia. Più o meno a quella direzione adesso c'è la serranda centrale di zio Torino, quindi ve la dovete immaginare così. Da quest'altra parte c'era la famosa proprietà di zia Marietta Matta, la stalla, diciamo così. Esiste più di una foto e anche un quadro che rappresenta proprio la casa di zia Rita. In pratica zia Rita qui aveva un piccolo passaggio di fronte, aveva sull'Inargiu un piccolo passaggio che la faceva arrivare a una sua cucinetta che aveva qui, dove adesso c'è, sempre proprietà di zio Torino, un orticello. C'è la gradinata e c'era anche una volta, ma non era così tempo fa. Ora vi spiego meglio. Anzi, prima vi aggiungo che praticamente qui di fronte c'era la casa di zio Priamo Pisu, conosciuto da tutti come zio Vilimeddu, poi la casa di zio Torino, perché prima zio Torino, negli anni '80, abitava qui a Geneida, poi è andato a Tacco, dopodiché si sono ritrasferiti in questa casa che è stata nel frattempo costruita buttando giù tutto questo vicinato. Ora, voi dovete immaginarla tanto tempo fa.
Questo, immaginai questo vicinato tanto tempo fa, la gente che scendeva da Cucureddu e che aveva necessità di raggiungere quella che oggi è via Umberto, dove c'era il negozio di zia Evelina del Plano, che può essere raggiunto appunto da via Umberto, ma entrando a casa di zia Rita, qui scusate, c'era una scalettina che permetteva, vedete, in questo modo, di raggiungere il negozio di zia Evelina. Si passava vicino a quella gradinata che costeggia la casa di Bruno Deiana e zia Rita aveva lì c'era una scaletta anche esterna che permetteva di entrare a casa di zia Rita e un'altra che conduceva a casa di zia Patriola. Ora ve lo mostro dal vivo come oggi. Questo luogo dove adesso c'è questa scalettina non c'era prima, c'era uno spazietto dove si poteva in qualche maniera salire, qualcosa che somigliava a una gradinata, poi si passava dove adesso c'è questa sorta di terreno, lì c'era, a direzione di quell'angolino, più o meno in questa zona c'era una scala anche con la ringhiera in ferro che portava alla casa di zio Patriolla e invece dall'altra parte alla casa di zia Rita, dove in questo spazio aveva una cucinetta e invece poi su aveva proprio la casa, per cui la gente che doveva scendere qui al negozio di zia Evelina del Plano, che praticamente è qua dietro, passava a casa di zia Rita e scendeva qui con più facilità, era una sorta di scorciatoia. Invece da questa parte, adesso si andava verso casa di zio Patriolla e di zia Enrita, invece da questa parte passava zio Silvino dove aveva una sorta di stanzetta. Ora, siccome c'è una casetta, io non ve lo so dire se fosse quella la casa in origine di zio Silvino o se sia inglobata in questa di zio Torino. Questa è la parte di Esterzili dietro casa di zio Torino, la casa con le arcate che si vede da Geneida. Probabilmente questa è una delle casette del centro storico più vecchie in assoluto e non ho idea di chi sia e neanche che cosa ci sia dentro. Dopodiché si vede il vicinato di zia Vileppina, che è questo, e tutto quel rione. Questa casa alta coperta dalla pianta dovrebbe essere di zio Tullio perché è la prima che incontriamo entrando in quel vico Umberto. E poi qui ci sono terreni e quella lì di fronte è la casa di Titine Brodoi. Questa stradina non ha sbocchi nel vicinato di zia Vileppina. Ho indagato e quella casettina dove ci sta crescendo l'erba sopra con le tegole sarde, con tutti i muri in pietra, è detta Somevalla. Era di zio Grovedda, l'ha ereditata zio Daniele e quindi adesso i suoi figli. E veniva detta così non solo quella casa perché era di questo signore, ma tutte le case che venivano utilizzate come deposito dove sistemavano le sementi, il foraggio, savalla, la paglia appunto, una sorta di magazzino. Lì stippavano tutto ciò che sarebbe poi servito per un anno intero. E per questo Somevalla. È una casetta molto carina, con il tetto in tegole sarde, i muri tutti in pietra, peccato che dia l'impressione di essere fatiscente. Come accade anche oggi, spesso si costruisce nei terreni di una proprietà di famiglia, no? E così avveniva anche in passato. E in questo vicinato c'erano diverse case che appartenevano ai fratelli Deiana, tra cui zio Valentino, zia Rita e zio Egidio, babbo di Antonio Vatriolla. Zio Egidio Vatriolla. Ora, in questo vicinato io ci sono finita a studiarci, ho studiato questo vicinato per due ragioni. La prima è perché ho cercato di scoprire dove abitasse Maestro Visu, l'autore della famosa canto che era stato creato per Sant'Antonio a Brugiau, mio primissimo video. E poi perché appunto zio Egidio abitava lì e ho cercato di ricostruire tutto l'albero genealogico di zio Antonio Vatriolla legato alla partenza degli Estersilesi a Bagnoregio. Siccome sono complicatissimi questi passaggi, ve li riassumo in un altro video e poi cercherò
di parlarne più specificatamente famiglia per famiglia, altrimenti qua ci perdiamo. E come mai avesse una proprietà zio Silvino Boi lì dietro? Notate bene che era fratello di zio Ottavio, che invece però era babbo di Maria, di zio Antonio Vatriola. Come si incrociano queste famiglie? Semplice. Zio Silvino in realtà lì aveva ereditato una proprietà che era di sua moglie, di zia Peppina, perché il padre di zia Peppina abitava lì dietro, però era morto quando sono nate lei e zia Assunta, che era moglie di Dario Pili. Adesso ve la mostro, guardate un po'. Signora era sorella di zia Peppina di zio Silvino Maracariu. Quella signora si è risposata con zio Gariccia e ha dato vita ad altri 5 figli e una lunga discendenza. Ma anche tutti questi figli sono nati lì. Per questa ragione zio Silvino aveva una proprietà in questo vicinato. Zio Valentino, l'altro fratello di zia Rita, noto come Sabiledda, era proprietario della casa, viveva nella casa che adesso ha Bruno, il figlio Bruno Deiana, che ha buttato giù, ha ricostruito. Invece Sabiledda aveva comprato la casa, quella detta la casa di zia Filippina, che era di Luigi Rapilia. Questo per chiudere un po' il cerchio di questo vicinato e di questo groviglio di proprietà, che se uno passa lì non immagina mai più mai che ci sia dietro tutta questa storia. Naturalmente, se avete delle informazioni, scrivetele nei commenti o fatemele sapere per poter arricchire il racconto. Calorosi ringraziamenti a Pina Rosa Deiana, che da anni disturbo chiedendo le informazioni in merito a quel vicinato, che era il suo vicinato da bambina, perché lì abitava Zugrovedda, il suo vicinato da ragazza, perché zio Torino aveva la casa là, che adesso è di Carlo Urru, e da adulta, perché Pina Rosa abita lì, in questa famosa casa gigantesca che ha costruito zio Torino. E calorosi ringraziamenti, altrettanto importanti, vanno a Rita Deiana, che mi ha accompagnato, mi ha dedicato un intero pomeriggio accompagnandomi in tutto questo vicinato, mostrandomi casa per casa cosa c'è e cosa c'era, che disturbo già da parecchio tempo, perché questa ricerca è iniziata parecchi mesi fa. Non facile riuscire a unire tutti questi tasselli. E infine a Bruno De Martis, a cui sono arrivata e a cui mi sono dovuta rivolgere. Ci sono arrivata collegando tutti questi passaggi e mi sono dovuta rivolgere a lui perché non ricordavo e non ricordavamo alcuni nomi. Grazie a tutti per aver contribuito a ricreare quest'angolino di Esterciri. Sperando che vi sia piaciuta la nostra ricerca, vi saluto e se avete qualcos'altro da aggiungere fate pure. Manca mais sto viso, speriamo di riuscire a scoprire dove abitava anche lui. Un bacio, ciao e svisat!